Volevo ringraziare di cuore il presidente Zaia per la fiducia e anche l'assessore Lanzarin. Io cercherò di fare il mio meglio, sicuramente succede una persona bravissima, la dottoressa Bonavina, alla quale sicuramente chiederò consigli per continuare a tenere ecco, il livello così elevato dello IOV ovviamente sia all'interno della Regione Veneto che in campo nazionale. Sarà all'insegna della continuità l'impegno del direttore generale dell'USL2 Francesco Benazzi, nominato dal presidente della regione Luca Zaia commissario dell'Istituto Oncologico Veneto, incarico svolto a titolo gratuito che assumerà dal 1° settembre, quando l'attuale direttrice generale dello IOV, Maria Giuseppina Bonavina, andrà in pensione. Benazzi, oltre al ruolo di commissario, continuerà a restare alla guida dell'azienda sanitaria trevigiana. Chiamiamolo un doppio incarico, uno di direttore generale e l'altro di commissario, e cercherò ovviamente di dividermi in modo equo, in modo da riuscire a dare delle risposte agli utenti in tutte le due le posizioni, ovviamente con l'aiuto dei miei vari collaboratori. Stiamo parlando di due storici e apprezzatissimi manager della sanità veneta, sottolinea il presidente Zaia, che nei rispettivi incarichi per anni e anni hanno condotto egregiamente le strutture loro affidate. In quest'ottica si tratta di una sorta di staffetta tra due professionisti di chiara esperienza e capacità. Benazzi è già pronto a mettersi al lavoro per il suo nuovo incarico. Dal 1° settembre incontrerò la direzione, incontrerò i primari, mi confronterò con loro e credo che la strategia sia quella che sempre di più lo IOV debba diventare, che di fatto già lo è, un riferimento a livello nazionale e internazionale.